Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, ancora un giallo, la morte della donna sullo scooter in viale Marco Polo. Aperta un'inchiesta per omicidio stradale. La polizia municipale rivolge da Buongiorno Sicilia un appello alla cittadinanza. Resta al centro il problema della sicurezza sulle strade della città, alla circonvallazione e non solo. Sempre a Catania attesa la decisione sulla convalida del fermo dell'immigrato accusato del ferimento del ventenne egiziano ieri in Corso Sicilia. Una scena inquietante in pieno giorno davanti a passanti e turisti impauriti, coltellate e sassi fino a quando la vittima non è stato ferito alla testa, forse con un macete. La Cassazione condanna in via definitiva all'ergastolo Giovanni Padovani, l'ex modello e calciatore della San Cataldese che a Bologna ha ucciso la compagna. Gela, folle corsa notturna di due spacciatori in auto inseguiti dalle volanti, forzano un posto di blocco e filano tra strade strette e rotatorie imboccate contromano. Uno finisce in manette, l'altro fugge via. Emergenza casa in Sicilia, sempre più difficile anche per le famiglie del ceto medio riuscire ad acquistare o affittare un appartamento. E sul caro casa, visita a Palermo della Commissione Europea, tappa allo Zen, epicentro del disagio abitativo e sociale. L'asino, tipico di Pantelleria, al centro addirittura di un festival che l'isola gli dedicherà a ottobre, con escursioni e convegni con esperti. Non mancheranno le testimonianze di chi ha dedicato la vita a questi animali. Il vento del nord a Lampedusa, gran finale della rassegna cinematografica che ha premiato Unicorni di Michele Andreozzi e La vita da grandi di Greta Scarano. Omaggio a Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sera in un Barbera quasi sold out proverà a mantenere la vetta della classifica di B sfidando il Bari. In Lega Pro contro il Sorrento il Catania cerca il riscatto. Toscano ritrova Quaini sulla mediana. Bentrovati. A Catania ha aperto un'inchiesta per l'incidente che ha tolto la vita a una donna in scooter sulla circonvallazione, omicidio stradale, il reato ipotizzato. La polizia municipale rivolge da Buongiorno Sicilia un appello alla cittadinanza. Al centro resta il problema della sicurezza nelle strade di Catania. Marco Carli. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta dopo l'incidente costato la vita a Silvia Gulisano, la donna che avrebbe compiuto 30 anni il mese prossimo e che ha perso la vita mentre stava percorrendo il viale Marco Polo della circonvallazione sulla carreggiata in direzione Mister Bianco. Il reato ipotizzato è omicidio stradale. Si allunga la lista di tragici incidenti sull'importante arteria viaria catanese. Lo scorso maggio, in viale Ulisse, sempre sulla circonvallazione, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata da un'auto mentre era alla guida di uno scooter. Le indagini sulla morte di Silvia Gulisano sono affidate alla Polizia Municipale di Catania. Vorrei lanciare un appello, avendo questa possibilità. Chi ha visto qualcosa in occasione dell'incidente che c'è stato ieri mattina o ha sentito dire qualcosa, anche nelle forme che riterrà opportuno, può rivolgersi ai nostri uffici o personalmente al sottoscritto per riferire notizie e informazioni utili a ricostruire l'accaduto. L'idea è di eliminare alcuni passaggi pedonali. Di recente abbiamo stabilito, congiuntamente con l'amministrazione comunale, di eliminare sulla circonvallazione tutti gli attraversamenti pedonali che non siano assistiti da impianti semaforici. Il presidente del terzo municipio chiede la creazione di un tavolo tecnico che riguardi l'intero tratto di circonvallazione che ricade nel territorio Borgo Sanzio. Abbiamo sempre richiesto dei presidi stabili negli snodi viari fondamentali, quali la circonvallazione tutta, via Vincenzo Giuffrida, viale Vittorio Veneto. Adesso chiediamo appunto un tavolo tecnico così da affrontare insieme all'amministrazione centrale questa problematica così delicata ed importante.
Ancora a Catania si attende la decisione se sarà convalidato o meno il fermo dell'immigrato nordafricano accusato dell'accoltellamento di un ventenne egiziano ieri in Corso Sicilia. La dinamica del fatto di sangue ricostruita attraverso il racconto di alcuni passanti e anche turisti descrive la ferocia di quello che poteva essere un ennesimo omicidio in città. Desiree Ferlito. È attesa nei prossimi giorni la decisione sulla convalida del fermo del presunto aggressore nordafricano responsabile dell'accoltellamento del giovane egiziano avvenuto ieri al Corso Sicilia di Catania. Anche se dalla procura etnea trapelano al momento pochi dettagli sul movente che avrebbe scatenato la sanguinosa diatriba, ancora una volta a scatenare la violenta rissa potrebbe esserci il controllo del territorio tra extracomunitari irregolari. Sempre lì, in via Carlo Felice Gambino, a pochi metri da dove il 30 agosto scorso è stato ucciso Alessandro Indurre, il quarantenne parcheggiatore abusivo colpito con diversi fendenti da un irregolare. La dinamica ricostruita questa volta dal racconto di alcuni passanti descrive la ferocia di quello che poteva essere un ennesimo omicidio. Coltellate e sassi, fino a quando uno dei due contendenti è stato ferito alla testa con quello che potrebbe essere un macete. Il tutto in pieno giorno, sotto gli occhi increduli di passanti e turisti. Corso Sicilia teatro di sangue, dove la presenza di extracomunitari irregolari è diventata sempre più pressante, dove la violenza è diventata sempre più normale, in una città che chiede sicurezza. La Cassazione ha condannato in via definitiva all'ergastolo Giovanni Padovani, il ex modello e calciatore della San Cataldese, che a Bologna ha ucciso la compagna Alessandra Matteuzzi. Il servizio è di Rita Cinardi. A 3 anni dal femminicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi diventa definitivo l'ergastolo per Giovanni Padovani, ex calciatore di Serie D e modello 28enne che il 23 agosto del 2022 uccise la donna a Bologna colpendola a calci, pugni, colpi di martello e infierendo infine con una panchina trasformata in arma micidiale. La parola fine al processo è stata messa dalla Corte di Cassazione che ha accolto le richieste del procuratore generale e rigettato il ricorso della difesa dell'imputato. Padovani, che all'epoca dei fatti era in procinto di iniziare il campionato con la San Cataldese, fu messo fuori rosa dalla squadra già al momento del suo allontanamento ingiustificato. Il 28enne, infatti, senza dire nulla, partì alla volta di Bologna per andare ad attendere l'ex sotto casa. Nonostante la relazione tra i due fosse finita, Padovani continuava a tormentarla con chiamate continue, messaggi e appostamenti. Quel giorno l'avrebbe aspettata per più di 2 ore sotto casa e quando lei era arrivata prima l'avrebbe avvicinata per parlare, poi, all'ennesimo rifiuto, l'aveva picchiata fino ad ucciderla. Padovani rispondeva di omicidio aggravato da stalking, vincolo del legame affettivo, motivi abietti e premeditazione. Una perizia aveva stabilito che il giovane era pienamente in grado di intendere e volere di stare in giudizio. Per i giudici l'imputato ha considerato la vittima come un oggetto di proprietà, non come una persona a cui riconoscere il diritto di esprimere una scelta, e l'azione omicida è stata espressione di un intento ritorsivo dell'imputato verso l'insubordinazione della vittima, una punizione, si legge nella sentenza, per essere stato lasciato. Notte di paura sulle strade tra Caltagirone e Gela. Un'auto rubata, mezzo chilo di marijuana lanciato dal finestrino e un inseguimento che ha tenuto gli automobilisti con il fiato sospeso. Arrestato un giovane mentre il complice è riuscito a fuggire. Gerry Italia. Martedì sera, statale 117 bis, una pattuglia della polizia intima l'alta a una Fiat 500, ma l'auto accelera bruscamente. Inizia così una corsa ad alta velocità che durerà oltre mezz'ora. Gli agenti scoprono subito che la targa corrisponde a un veicolo rubato a Caltagirone appena 6 giorni fa. La 500, con 2 giovani a bordo, zigzaga nel traffico, supera auto in curva, rischia più volte il frontale con i mezzi provenienti dal senso opposto. A un certo punto i fuggitivi lanciano dal finestrino un involucro di cellofan, dentro mezzo chilo di marijuana recuperato da un'altra pattuglia. L'inseguimento si fa sempre più pericoloso. La Fiat 500 forza un posto di blocco all'ingresso di Gela, sfiora 2 poliziotti e rischia di travolgere un'auto con a bordo una famiglia. Poi la corsa continua dentro il centro abitato tra le strade strette e le rotatorie imboccate contromano. La fuga termina in un vicolo cieco. I 2 scendono dall'auto e provano a scappare a piedi. Uno di loro, 20 anni appena, viene fermato e arrestato. L'altro riesce a dileguarsi grazie all'aiuto di un motociclista che lo prende al volo e lo porta via. Il giovane finito in manette è accusato di spaccio, ricettazione
diffamazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere a disposizione della magistratura. Il complice e il motociclista che lo ha aiutato restano ricercati. Un inseguimento che ha trasformato una notte qualunque in una scena da film d'azione, ma con rischi concreti per chi si è trovato sulla traiettoria della fuga. Torniamo a Catania, dove quasi 4 kg di droga sono stati sequestrati nel quartiere di San Cristoforo per un valore di oltre 40.000 euro. È stato arrestato dai carabinieri un 47enne già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile appunto di spaccio. Utilizzava come deposito e luogo di occultamento un sottotetto situato nel terrazzo del condominio della propria abitazione in via Santa Maria delle Salette, e lì sono stati trovati diversi involucri, li state vedendo, di marijuana e hashish e materiale per il confezionamento della droga. Sempre più difficile per le famiglie siciliane e anche del ceto medio riuscire ad acquistare o affittare una casa. E sul tema dell'emergenza abitativa a Palermo oggi visita della Commissione europea. Tappa allo Zen, epicentro di disagio abitativo e sociale. Marco Gulà. In Sicilia è sempre più difficile comprare o affittare casa, con prezzi o canoni degli immobili che crescono rapidamente e redditi che si riducono. E inoltre in aumento il disagio abitativo, che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione con reddito anche medio e soprattutto le giovani coppie. Proprio su questo tema oggi a Palermo e precisamente allo Zen la visita della Commissione europea, che arriva dopo che il Parlamento ha detto sì all'uso delle risorse comunitarie proprio per housing sociale. L'accessibilità della casa è sempre più grave come tema, sia per le fasce che da sempre, come questa zona dimostra, da sempre hanno problemi di accesso all'abitare, ma sempre più anche per altre fasce di popolazione che lentamente, a causa del potere d'acquisto sempre più basso e dei costi della casa sempre più alti, pian piano rischiano di scivolare nella povertà. Allo Zen disagio abitativo e sociale, ecco perché fa tappa qui la visita della Commissione europea. Lo Zen è l'icona dell'emergenza abitativa perché si trascina questo problema da 40 anni e quindi viene da chiedersi se è mancata la volontà politica di risolverlo o se, come credo io, c'è stata la precisa volontà politica di mantenere